Questo programma è offerto da Trestor, via Leonardo da Vinci 19, Palermo. Morfeo Notte, via Garibaldi, a Termini Imerese. Affari in Oro, a Palermo. Siamo ritornati ancora una volta. Questa volta ci troviamo da Casabella Radio, un'altra location partner di 8 in punto, accanto praticamente near, come dicono negli Stati Uniti, a Morfeo. Noi salutiamo ovviamente, siamo in una location tutta insomma veramente curata nei minimi dettagli, perché è una delle più belle cucine che troviamo anche all'interno di Casabella. Allora ci troviamo qui insieme a degli ospiti. 8 in punto, ovviamente volevo ringraziare sempre lo staff, la squadra di 8 in punto e Inos Fameli. Saluto ovviamente anche Jonathan per quanto riguarda la post-produzione, DNB la radio, e ovviamente anche in questa puntata in modo particolare anche l'amico e collaboratore, in questo caso Salvamato, che insomma rivedo con molto piacere. Allora, buona serata ancora su TRM13, siamo pronti per andare a parlare con degli amici che ci sono venuti a trovare con molto piacere, perché è uscito il videoclip e la canzone nuova. Tanto saluto Elenia, saluto Giorgio, saluto tutti. È uscita la canzone nuova dei Calandra e Calandra, che stasera sono qui. Buonasera. Ciao cari, come state? Bene, grazie. Lei voleva venire verso di me, ma è già microfonato. Mi sono ricordato dopo. Sì, lui sì, io no. Per cui è bellissimo questo passaggio di gelato. Allora, cari Calandra e Calandra, intanto partiamo dal presente, perché voi avete questa divisa che poi rappresenta anche un po' il nuovo dei Calandra e Calandra. Sì, diciamo che è il nuovo look che abbiamo adottato per realizzare il nuovo videoclip che prende il titolo di Scotola Scotola. Perché Scotola Scotola? Perché? Perché guarda, in questi tempi così, chiamiamoli difficili, bisogna a volte anche riuscire a scrollarsi di dosso un po' i problemi, perché ci stanno, come dire, affliggendo e attanagliando, quindi bisogna liberarsi. È una canzone molto allegra, ma che racconta delle amare verità, e quindi alla fine il messaggio che vogliamo lanciare è quello di scrollarsi un po' di problemi di dosso e riuscire comunque ancora a sorridere, malgrado tutto. Allora, io prima di lanciare il promo di questa canzone nuova, come fa? Mi prendete la parte di Scotola Scotola a cui siete più affezionati e me la fate unplugged, ma proprio una cosa così per capire l'effetto live di 8 in punto. Possiamo fare c'è cu nasce bello, c'è cu nasce brutto, c'è cu nasce l'uomo e cu curto, c'è cu nasce ricco e cu nasce scarso, e c'è quavi sempre in mano lasso. Scotola, scotola, scotola. Bella questa, qua in mano l'asso, sì, perché c'è sempre qualcuno che decide, che poi decide comanda. sempre per te, anche se tu hai tutte le cose sistemate e pianate per arrivare. Tutto mio. Allora facciamo regia, mandiamo la clip di 30 secondi dove si vede appunto la novità, e che poi in un videoclip che io già abbiamo visto anche qualche settimana fa e che vedrete presto anche nelle televisioni musicali. 30 secondi e poi vi parlo anche di questo disco che è già arrivato fuori dall'Italia, quindi ci vediamo tra poco. Videoclip. Quando era nicareddo tutti dicevano tale che bello, ora che sogno cresciuto, lo domerone una mano d'aiuto, ti parlano do mondo e ti contano che bello è tonno, ma saccio capelli di natura, non si nasce con la stessa misura. C'è cu nasci brutto, c'è cu nasci lo. Abbiamo visto proprio i 30 secondi di questo filmato, canzone che tra l'altro è già arrivata in Inghilterra, per menzionare insomma una canzone che sta comunque prendendo piede a livello internazionale. È vero che già in Inghilterra?
Sì, siamo riusciti a raggiungere un accordo con una ditta di Catania e hanno acquistato 300 copie che saranno inserite all'interno dei cesti natalizi con i prodotti tipici siciliani. Quindi Calandra e Calandra tra salame, vino, è una cosa meravigliosa questa. no, ragazzi. ma Sì. guarda, io amo scherzare su questa cosa perché è molto bello comunque essere racchiusi dentro una cesta, ma la cosa importante è questa, che il vino finirà, le olive finiranno, i capperi finiranno, ma il nostro CD resterà, anzi contiamo che si moltiplichi in Inghilterra e quindi riesca anche a farci Un conoscere buon modo per promuovere comunque la nostra musica la siciliana, nostra questo ci teniamo a ribadirlo. sicuramente. Voi siete, a parte l'Inghilterra, siete molto apprezzati in ambito internazionale, in varie comunità dei siciliani all'estero, Stati Uniti, insomma questa musica, adesso facciamo anche un po' di critica perché è Sì. giusto farla, questa musica che si attacca soprattutto al mercato internazionale e in Italia magari c'è una sorta di snobismo, anche se in Sicilia siete molto amati quando girate per le piazze, ma questa vostra decisione di continuare con il dialetto anche siciliano è una sfida per il mercato italiano o cosa? Ma noi penso di non sfidare proprio niente, scusa se ti contraddico su questo, perché noi amiamo la nostra terra, amiamo la nostra lingua, perché siamo intestarditi a portare avanti questo progetto che non è abbracciato da tutti i nostri colleghi, se così vogliamo dire. Per cui per noi è un onore, un vanto. No, ma molto spesso ci dicono che è un handicap cantare la musica siciliana. Io invece voglio girare la frittata e dire che invece noi siamo, come dire, convinti che questo sia un vantaggio per noi e per la musica siciliana. Perché io mi rifaccio sempre al fatto che ci sono tantissimi siciliani all'estero o tantissimi siciliani al nord. Quindi questo vuoi o non vuoi, la musica comunque riesce a tenerti legato alla tua regione, alla tua nazione, alla tua terra. Quindi io, ripeto, amo dire che invece non è come dicono molti, che questo è uno svantaggio. Beh, è una questione di marketing, di mercato, giustamente il mercato Certo. italiano è più florido che della musica tradizionale, sia siciliano che di qualsiasi altra Guarda, noi regione. abbiamo avuto tantissime opportunità di cambiare anche genere o di avere delle idee innovative anche in altri diciamo, generi musicali italiani, ma non vogliamo assolutamente cambiare genere perché siamo orgogliosi di avere trovato questa chiave di lettura, se così vogliamo, anche nuova, che ci ha dato la possibilità comunque di andare fuori all'estero, di vendere tantissimi CD anche su iTunes, quindi secondo noi questa è la strada da percorrere, ma non solo noi, ma tantissimi altri artisti siciliani. E allora sono stati molto bravi, io ho lasciato fare anche il talk perché poi sono due bravi cantanti, interpreti ma anche conduttori, anche perché avete avuto delle esperienze anche televisive in passato. Te la ricordi quell'esperienza lì? Vediamo se mentalmente ci siamo capiti, io ti dico sì o no. Te la ricordi quell'esperienza televisiva molto di salottino? Abbiamo. Vediamo. Sì. Abbiamo stato in Guatemala. Eccolo, hanno indovinato. Era proprio una bella produzione che andava su, insomma, una rete anche che copriva un buon territorio. Un buon bacino di utenti, sia stata anche un modo per mettere in evidenza delle cose che avevamo fatto noi, perché comunque siamo stati ospiti di un governo, siamo stati a cena con i ministri, abbiamo suonato per gli ambasciatori del Centro America e siamo riusciti a portare... In un paese comunque che di sicilianità c'è poco, però è stata una bellissima esperienza che forse spesso qualcuno ci dice che dovremmo ripetere. Sì, ci sono sempre delle trattative per andare di nuovo comunque in Guatemala o in Argentina, ma questa trasmissione è stata fatta solo perché c'era stato molto snobismo attorno a questo nostro evento, perché comunque siamo stati ospiti di un capo di governo, come dicevo, ed era una cosa molto importante perché siamo riusciti a portare la musica siciliana in un posto dove in teoria esportano la musica latinoamericana nel mondo. E quindi noi non volevamo assolutamente che questo restasse, come dire, un passaggio inosservato e abbiamo voluto rimarcare fortemente questa nostra presenza in Guatemala con questa trasmissione che poi è stata anche seguitissima in TV, che prendeva appunto il titolo, ci abbiamo giocato su in modo ironico, Abbiamo stato in Guatemala. Benissimo, ovviamente sono dei frammenti di storia dei nostri Calandra e Calandra e io volevo chiedere a loro, prima di andare a vedere un altro videoclip per intero del loro percorso musicale, qual è la canzone che inizialmente vi ha, possiamo dire, lanciato e quella a cui il pubblico è legato in modo particolare perché rappresenta poi il primo successo dei Calandra e Calandra. Diciamo il nostro cavallo di battaglia. Assolutamente sì. Guarda caso il nostro cavallo di battaglia è Lo Sciccaretto. Una canzone che ormai tutti vi richiedono, anche
anche quando... Sì, diciamo che aspettano lo Sciccaredo, o almeno fino a un po' di tempo fa era così. E allora ovviamente questo percorso che ci porta a conoscere sempre meglio i Calandra e Calandra in questo Ottimpunto all'interno di Casabella. Tra l'altro vediamo anche delle immagini di questa location meravigliosa che si trova a Termini Imerese in via Garibaldi 19. E allora continuiamo questo percorso parlando di una canzone che vi rappresenta moltissimo, ovvero una canzone cavallo di battaglia. Ditela voi, non me lo fate dire a me per favore. È un controsenso, ma il cavallo nostro di battaglia Quindi- è lo sciccareggio. Sì, sì. Vi rappresenta Un animale, sì, è un animale lento, Che esiste fin dai lento tempi. ma arriva. ma, Sì, sì, ma sì. testardo, Testardo. molto testardo. Per cui è capace, caparbio. Noi speriamo di immortalare sotto questo aspetto alcune caratteristiche fisiche e mentali dello sciccareggio. Bravi, ci siete riusciti. Intanto io qui ho uno degli album, possiamo dire, più venduti in assoluto. A casa grazie nostra a- sicuramente. È in No, testa alle classifiche. Per favore, no, è un album veramente che ha avuto un grande successo. Sicilia Incantata, tra l'altro c'è la riedizione, già è vero? Sì. Siamo in ristampa, per cui abbiamo venduto un buon numero di copie. Oggi nel mondo della discografia è difficile, però anche si può scaricare a pagamento su iTunes. Però noi diciamo pure una cosa, possiamo dire è duplicato, comunque duplicato. Va bene, io volevo leggere qualche traccia. Ovviamente numero uno lo Sciccareddo, visto che insomma parlavamo dello Sciccareddo. Questa è una canzone che ho trovato qua insieme a Simarita Aurosa, La Baronessa di Carini, Vittina Grozza. Insomma sono classici che insomma noi siciliani dobbiamo assolutamente avere a casa, quindi Sicilia Incantata. Allora un'altra canzone che vi rappresenta moltissimo, e poi andiamo a vedere il videoclip, è appunto Canzoni d'amore. È Sì, giusto? sì. Se non sbaglio, Canzoni d'amore. Allora se vi dico Canzoni d'amore, voi come la presentereste al vostro pubblico? Ecco, una canzone molto importante per voi. Allora, un colossal sicuramente. È un video dove abbiamo avuto il piacere e la collaborazione del comune di Castelvetrano e di un intero gruppo, un corteo storico di 250 figuranti in abiti medievali, con ricercatezza in tutti i minimi particolari, anche negli strumenti dell'epoca, perché siamo attorno al 1500 come periodo storico. Abbiamo avuto la collaborazione di Roberto Gueli, La chicca, sì, diciamo, è stata una Roberto chicca all'interno del video. C'è Stefania Scordio, Giuseppe Cimarosa e poi ripeto un cast eccezionale su il secondo primo inedito nostro. Si può dire secondo primo inedito nostro, sì, perché c'è il primo inedito. Sì, sul secondo primo inedito nostro, una canzone che io amo definire diesel, perché è una canzone un po' più triste, un po' più struggente. Ci vuole più tempo ad arrivare, ma io credo che sarà una di quelle canzoni, e spero di non sbagliarmi, che può restare nel panorama della musica siciliana. Non posso non chiedervi, ma anche qualche secondino, perché poi io ne approfitto. I Calandra e Calandra ovviamente sono stati così gentili di essere ospiti nostri. Non è facile averli ospiti così, insomma. Non è facile. Non è facile, non è Non facile. è Ditemi, facile. ditemi che non è Non facile. è facile, E non è quindi Non è anche perché facile. insomma sono veramente anche degli amici. Io chiedo a loro ovviamente di accennare proprio qualche secondo di Canzoni d'amore e poi vedere il videoclip. È bella sta cosa, è molto salottino di casa, prego. Sì. In cucina, sì. In cucina, tra l'altro, in Di casa in cui scrivo e canto canzoni d'amore, storie di terra, di mare e di sole. Scrivo e canto canzoni pittia, scrivo ma tu donne sei, scrivo e un saccio perché. E siamo pronti per vedere il videoclip di questa canzone che è stata accennata qualche secondo dai Calandra e Calandra in versione unplugged, proprio senza musica. Noi siamo pronti per vedere il videoclip di Canzoni D'amore. Che bravi, prego, videoclip. Preparati. Eh sì. Forse. Scrivo e canto canzoni d'amore, storie di terra, di mare e di soli. Scrivo e canto canzoni pittia, scrivo ma tu donne sei. Scrivo e un saccio perché.
cerco ma todo ne sei, cerco e un saccio perché canzoni d'amore, storie di terra, di mare e di sole. Scrivo e canto canzoni pittia, canto ma todo ne sei, canto e un saccio come lo vento che sto a carrerando. Ancora buona serata su TRM13, puntata che vedrete anche su TRM14, tra qualche istante linea al telegiornale. Prima però continuiamo ancora con i Calandra. E Calandra, benvenuti, bella canzone d'amore, mi è piaciuta da morire, anche se un po' malinconica. Volevamo rappresentare un po' l'amore che per noi è eterno, non ci sono limiti di periodi né di età, per cui penso che è un modo così forte di presentare questo brano. E allora, quando usciva invece un'altra canzone e poi anche il videoclip, noi ci conoscevamo in quel periodo, devo dire che il ritmo, insomma il tempo di quella canzone, ovvero Siciliano tipo strano, pensavamo noi addetti alla radio, addetti ai lavori, sarebbe andato molto bene. Siciliano tipo strano è stato un grande successo, è vero? Sì, con questo videoclip e questo brano abbiamo vinto 8 premi nazionali in diversi concorsi, ma la cosa bella che amiamo raccontare è che siamo riusciti a vincere dei premi a Genova, a Roma, a Taranto, a Gravina, quindi siamo riusciti attraverso le immagini e anche il testo in siciliano a farci apprezzare fuori, perché vincere un concorso in Sicilia può essere magari più facile con una canzone cantata in siciliano, ma la cosa bella è, ripeto, abbiamo vinto questi 8 premi nazionali, poi ne ha parlato il TG1, Rai 2, Rai 3, anche Radio Monte Carlo ci ha dedicato anche per il servizio, sì. E quindi poi abbiamo superato le 150.000 visualizzazioni su YouTube, solo sul nostro canale abbiamo superato le 90.000, quindi meglio di così non poteva andare. Si sono interessati di noi tantissimi giornali, riviste, periodici, quindi considerato, ripeto, io amo dire questo, che noi siamo da soli, nasce tutto da noi due, dall'associazione Sicilia In, ci riteniamo abbastanza soddisfatti di quello che siamo riusciti a fare. Non posso non chiedere, e questo insomma lo sto facendo, non me ne vogliano insomma i Calandra e Calandra, di accennare il video che stiamo per vedere, ovvero Siciliano tipo strano. Prego ragazzi. Possiamo dare un passaggio che è molto... Siciliano tipo strano, io non ne voglio, la sera sfardo l'odio, se mi rassa smorza forse fosse pure meglio. C'è un po' di scegliere. Mi piace, però questo aggancio così è stato straordinario. Allora, fate i conduttori, lanciate il vostro videoclip. Scusa, fate qualcosa. Mi permetto per evitare... Allora, lanciamo Siciliano tipo strano, ricordando che all'interno del video c'è anche il cabarettista Evan Fiora, la bellissima Stefania Scordio e la chicca è stata questa volta Angelo Russo, del commissario Montalbano. Quindi per voi Siciliano tipo strano. Mi suso, mi curcuso soiuso, tengo l'occhio aperto, o lo tengo chiuso, le robe in capoletto, ora che mi metto, le scarpe nuove, tanto fuori un chiovi, un corpo alle capite, mi sciavolo la scidi, ma giusto le baffette, una giovole quasetti. Siciliano tipo strano, mi spicchio la semenza, non ne posso fare senza, ogni tanto parla Dio se mi scappa la pazienza. Siciliano tipo strano, domenica la messa, Don Vito mi confessa, perdona Luca e caro e comincia a da capo. Mi mangi la bagnia, quando ti barattia, mi lascia stare in pace e te ne va di mia. A te
voglio stare in piazza e a tutte salutare. Coscienza venerica, com'è tutta a posto? Sua figlia ancora zita, ci piace bella vita, ma quando si marita, io chiudo sonno, fici un poco rica, 4 maccarruna, mi mangiasse qua modica, mentre sogno che la via, c'è uno capannia, sistema in luna, e in cano te la fuma, siciliano di Cosciano, lui non mi voglio, la sera spado l'oglio, se mi rasta smossa forse fosse pure meglio, siciliano di Cosciano, mi leggo un giornale, la cronaca locale, sta cosa non si può dire, sta cosa non si può fare. Siciliano Ticussano, ecco, era l'ultimo videoclip di oggi di 8 in punto. Vado subito a salutare Calandra e Calandra con magari un auspicio, insomma, cosa vi aspettate per il vostro futuro? Ma che dire, giustamente speriamo sicuramente ancora in meglio di quello che abbiamo fatto, abbiamo prodotto. Stiamo lavorando ancora su altri brani, su altre situazioni, per cui un in bocca al lupo ce lo facciamo noi stessi. Sì, perché ne abbiamo bisogno. Ne abbiamo bisogno. Ci serve da conforto, ma infatti noi siamo in due, perché molto spesso uno dei due vuole sempre mollare. Attraversiamo anche questi momenti. Facciamo da e time, l'altro ognuno si tira ci all'altro, conforta. sì. A volte vorrei Questo non lo mollare sapevo, io, però oggi ho capito anche questo. a volte volevo mollare lui, quindi diciamo questo Ma non Calandra e molleremo, Calandra mi dispiace, no, non molleremo. Non mollate. Allora ringrazio ovviamente i Calandra e Calandra. C'è Ringraziamo un Facebook, voi, ringraziamo c'è te- pagina, c'è un Guardate, sito, insomma, noi siamo ovunque, Ovunque. solo nelle tasse non siamo riusciti a rientrare, ma per il resto su Google, Google+, YouTube, Facebook, Twitter, MySpace, quindi siete presenti. non avete scuse se volete chiamarci. Benissimo, allora naturalmente noi vi ringraziamo, diamo subito la linea ringraziando tutta la squadra di 8 in punto, ringrazio ancora l'amico Salvamato che per la collaborazione per quanto riguarda questa puntata, Ino Sfameli, saluto DDB, saluto Jonathan, linea alla TG Med con le notizie. 8 in punto, mi raccomando torna e se volete la potete seguire anche su trmweb.it o su TRM14. Grazie a tutti voi e buona serata. Ciao ciao. Questo programma è stato offerto da 3 Store. Via Leonardo da Vinci 19, Palermo. Morfeo Notte, via Garibaldi, a Termini Imerese. Affari in Oro, a Palermo.